siamo onorati di fare questa commedia come compagnia, io come direttore della compagnia, Luca Valeri, scritta in lingua siciliana dal commediografo e poeta Alessio Marchi. Io non vi nascondo che quando mi ha proposto il copione, Luca Valeri detto: ma di che cosa si tratta adesso? La vita. E già mi ha messo una cuccia nell'orecchio, infatti non ho visto l'ora di leggere il copione, anche poi ci siamo sentiti. Senti, se sai come vedevo come un cretino, io stesso leggevo questa commedia e costruire tutta la cosa su questo personaggio. Infatti, più che parlare dell'avarizia si parla del lavare. Del lavare. Che non è, perché la Valeri ci subito un lavaro di Molière, no? Questa volta conosciamo. Certamente. Visto che l'avarizia comunque è una brutta bestia e che riduce, uccide, non male, dice no? Quindi è un argomento difficile da trattare. L'ironia ha questo potere di cogliere attraverso delle sintesi e delle radici alcuni argomenti per chiarire cose che sono difficili poter dire per argomenti molto difficili. L'ironia lo può fare. E questo è un lavoro un po' speciale. Infatti vedremo come piano piano cerca lui di rincorrere tutti gli altri perché non vuole perdere la partita, vuole essere lì per i primi, no? Chiaramente. Il bello è quello che gli altri vogliono far perdere la partita a lui. Voglio più agli altri avanti. Io parlavo dei familiari, dei componenti della famiglia. Perché questo qui non è un avaro che non paga i suoi debiti. Sì, ma come li paga? Lui li paga facendo, diciamo, fluire il denaro dalla tasca di un creditore a quella dell'altro. E lui si paga i debiti. In questo modo, no? Ma come fanno questi creditori ad accettare questa cosa? Questo non lo possiamo dire. Perché se non sveliamo il segreto, veramente la commedia è ricca di cose. C'è un pranzo favoloso, io non vi racconto che qualcosa per è chiaro che nonostante il prodotto ironico, tutto quello che io scrivo ha sempre una morale, e poi ovviamente la scriviamo a conclusione. Certamente. E poi vedremo che però trattare un tema che già è stato trattato da molti altri e che ha questo antagonista famoso che lavora di Molière non è facile. Un autore emergente, quello che si vuole. Esatto, tutti fanno riferimento, facciamo tutti riferimento a quello. Posso anche dire forse questo attinto, copiazzato qui, no, invece non c'entra una parola. Completamente. Infatti non ha niente a che vedere con l'avaro di Molière, che conosciamo benissimo. Questo è un altro lavoro con un solo linguaggio. Io non lo volevo tanto scrivere, ma poi ho fatto, no? Dopo più cose, ci vuole qualcosa che mi dà la possibilità di dire come noi da siciliani possiamo affrontare questo. E che non è l'unica, attenzione, perché io ho avuto l'onore di presentare e di leggere alcune pagine del piccolo Sacramento, che è un romanzo scritto in lingua siciliana, che sono degli spaccati di vita, è qualcosa di eccezionale. Io ho avuto la fortuna di ringraziare di avermi dato questa opportunità di conoscerti, di leggere pagine vive di vita reale, perché c'ha la facoltà di far entrare le persone dentro la situazione, dentro la vicenda che si sta svolgendo, e non da restare estraneo spettatore e leggerlo così. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie di tutto. Grazie.